Sono Alessandro Rossi, sono il direttore commerciale dell'Auto Venezia. Si parla molto di vendite online, è un percorso che secondo me è difficile, ovviamente prenderà il suo piccolo spazio, però non sarà mai una vendita totalitaria online. Un grosso aiuto lo darà per la scelta, per la configurazione dei mezzi, per le varie sfaccettature, però la figura centrale resta sempre di riferimento per un cliente, resta sempre un professionista. Ci sono sfumature che solo una figura professionale può dare al venditore, anche una sicurezza. Dovrà evolvere una figura perché il cliente arriverà molto più consapevole quando entrerà nel concessionario, saprà già cosa vuole, avrà già capito che cosa gli serve. La figura del nuovo venditore sarà di complementare l'offerta, c'erano dei servizi, dei tipi di finanziamento, dei tipi di modo di acquisto nuovo che si sta prospettando, per cui non è che vedo la fine della figura del venditore, ma vedo un'evoluzione nella figura del venditore. Veneto Ricerche offre un portale dove un direttore commerciale può seguire le evoluzioni della giornata o anche dell'orario, dell'afflusso delle persone, ma soprattutto dei feedback che ci arrivano. Soprattutto i feedback negativi, perché riusciamo a capire un po' che cos'è l'esigenza del cliente, anche quando non compra, anzi soprattutto quando non compra. Per cui ci si può affinare, un direttore può intervenire per ogni singola trattativa di ogni singolo venditore. Questo aiuta tantissimo perché tante volte non si può pensare di avere tutto in testa, tenere tutto in testa come si è sempre usato a fare, ma io mi ricordo quel cliente lì, me lo ricordo cosa ha fatto. Avere un'agenda dove tutto è segnato, dove online chiunque può andarsi a trovare, può andarsi a ripescare la cosa che è successa una settimana fa, sembra impossibile ma aiuta tantissimo. Questo è un aiuto che per noi è stata una cosa fondamentale. Questa potrebbe essere veramente un'evoluzione per tutti quanti, perché questo aiuto tecnologico secondo me è diventato indispensabile ed è questa la tecnologia che io intendo applicare nella nostra azienda. Non è una tecnologia dove le macchine si vendono da sole, non esisterà mai questa cosa qui, non ci stiamo lontani, e soprattutto adattarsi a queste nuove tecnologie, cioè noi dovremo essere in continuo cambiamento. Ci sarà anche la visita virtuale perché il Covid insegna che ci si può anche muovere senza muoversi, guardare da casa, si può vedere un filmato, si può vedere una cosa, si potrà entrare virtualmente nella concessionaria, ma poi resterà sempre il momento finale dell'incontro con un professionista, quello sì. È il connubio tra queste due cose che renderà secondo me la cosa perfetta, non o uno o l'altro.